Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. È un piacere per me tornare ad ospitare Andrea Castello, direttore artistico del Festival Vicenza in Lirica, che parte proprio il 1° settembre con un grande Stabat Mater e vedremo anche tra pochissimo il resto del programma di questo festival che, nato 12 anni fa, sembra veramente passato pochissimo tempo da quando ha esordito al Teatro Olimpico di Vicenza, ed oggi è una delle realtà più importanti della lirica, un punto di riferimento non solo per le produzioni ma anche per il metodo utilizzato del festival, che sempre porta i giovani a fare le loro prime esibizioni dopo le selezioni nel concorso dedicato a Tullio Serafin, proprio qui al Teatro Olimpico di Vicenza. Tanti ingredienti che hanno reso bellissimo questo festival, è apprezzato in Italia e all'estero. Andrea Castello ne è stato l'autore e l'ideatore per questa 12ª edizione, ci racconterà un po' che cosa ha pensato, però cominciamo da questi 12 anni, devo dire anche una bella soddisfazione. Buongiorno e grazie per l'invito, ma è una grande responsabilità anche perché tu ci hai seguito quasi fin dall'inizio e vedere crescere. Sì, assolutamente, vedere un festival ideato nel 2013 con 2 o 3 concerti, magari anche piccoli, e poi avere una grande responsabilità di organizzare un'opera, anche 2 opere, grandi collaborazioni, grandi nomi della lirica, la responsabilità dei giovani artisti. Diciamo che adesso, pensandoci, mi hai fatto riflettere in questo momento che la responsabilità è tanta, però è proprio questa responsabilità, soprattutto anche verso i giovani artisti, che ci spinge, mi spinge a continuare, nonostante le difficoltà magari ci possano essere come in tutti i campi, ma anche per il pubblico che ci ama, per la città di Vicenza. E posso dire, per chi in Europa, nel mondo, ci sta riservando anche particolare attenzione, proprio da questi giorni alcune notizie per noi. Dai. Le sveleremo magari nel corso della puntata o quando saranno ufficiali tra circa un mese e mezzo, perché tutto questo mi dà una grande soddisfazione, ma soprattutto quella spinta proprio di lavorare per i giovani artisti. Soddisfazione e passione, perché ricordo che Andrea Castello, oltre ad essere una bellissima voce, una grande passione, una persona conosciuta nell'ambito della lirica in tutta Italia, sicuramente come anche presidente della fondazione dell'Archivio Storico Tullio Serafin, ha voluto valorizzare entrambe le figure, portando proprio l'amore per la lirica tra i ragazzi, facendolo rinascere anche nella città di Vicenza e facendolo rinascere anche attraverso la collaborazione con enti lirici italiani prestigiosissimi, dall'Arena al Teatro alla Scala, tantissimi festival anche italiani. Insomma, ne è nato un prodotto che è diventato un trade union e anche un po' una sintesi di quello che è il lavoro che viene fatto in Italia. A Vicenza, quando sono arrivato appunto nel 2013, mancavano comunque i grandi nomi della lirica, cioè la presenza di questi grandi nomi, magari altri maestri, pianisti, eccetera. Quindi averli riportati nel teatro più antico al mondo, coperto più antico al mondo, per me è stato anche questa una grande soddisfazione e una grande responsabilità. E posso ringraziarli, questi grandi nomi che continuano, magari pur cambiando, a onorarci della loro presenza e a sostenere il festival sia come produzione che come formazione. Credo che sia stimolante anche per loro poter lavorare. Molto spesso questo festival appunto produce 1 o 2 opere liriche nuove, magari anche in prima esecuzione o comunque che non si facevano da moltissimo tempo, in una riduzione che deve essere adattata ovviamente al palcoscenico spettacolare che è il Teatro Olimpico, con la selezione di giovani voci e giovani protagonisti proprio attraverso il concorso lirico Tullio Serafin. Quindi diciamo che la cosa bella di questi grandi nomi della musica è proprio anche la sfida di poter lavorare a stretto contatto con queste voci spesso anche molto belle e molto numerose, che in ambito anche internazionale vengono al concorso e poi si trovano di fronte a questi grandi maestri. Noi facciamo le selezioni a partire da aprile a Teatro alla Scala, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Carlo Felice di Genova, Staatsoper di Berlino,
Teatro Nazionale dell'Opera di Bucarest da quest'anno, e arrivano tante belle voci. Poi bisogna fare una selezione per la finale al Teatro Olimpico, tante belle voci magari non adatte al repertorio che abbiamo appunto in programma durante, per l'edizione. Quindi il concorso lirico Tullio Serafin in questi anni ha scoperto moltissimi giovani, anche il festival, perché prima facevamo le solite audizioni, diciamo, però in questi 11 anni, 12 edizioni, un'altra grande soddisfazione, parliamo di queste soddisfazioni, molti cantanti lirici, l'80% dei giovani cantanti lirici di Vicenza in Lirica che hanno debuttato a Vicenza stanno cantando nei teatri più famosi, più grandi d'Europa. Per noi questa è una grande soddisfazione, perché sono partiti da Vicenza, okay, da un teatro comunque dove è difficile anche lavorare per la sua struttura, perché è un teatro che ha più di 500 anni, e stanno cantando nei teatri più famosi d'Europa. Devo dire che come si canta lì però è difficile riprodurre questa cassa armonica naturale tutta di legno, questa atmosfera spettacolare che c'è lì, la vicinanza del pubblico, perché c'è questa gradinata vicina, che praticamente sei avvolto, è abbracciato dal pubblico, e quindi vedi gli sguardi di chi ti sta guardando, quindi anche veramente per loro sicuramente un bel esordio, insomma, e devo dire che tutto l'insieme è molto carino, perché dicevamo che anche il lavoro delle maestranze è stato portato all'interno della città attraverso una serie di collaborazioni con gli artigiani, chi si occupa del parrucco, chi si occupa del trucco, chi si occupa della gestione dietro le quinte, dell'accoglienza. Insomma, è cresciuta anche una professionalità anche di giovani che non a caso rispondono venendo a teatro, anche riconoscendosi in un lavoro un po' innovativo che guarda un po' anche a loro. Sì, allora naturalmente noi da sempre produciamo le opere a Vicenza, i nostri titoli sono firmati Vicenza in Lirica, la produzione non è che prendiamo opere da altri teatri, eccetera, proprio firmiamo la produzione. Questo con il grande supporto di anche giovani maestranze, giovani artisti appunto del dietro le quinte. Quest'anno, per parlare di quest'anno appunto, con l'Accademia di Belle Arti di Venezia. Niente meno. Un'istituzione, io volevo collaborare da diversi anni con loro, e tutte le cose arrivano al momento giusto, al momento corretto, quando un festival magari è pronto. Cosa ho trovato nell'Accademia di Belle Arti di Venezia? Ho trovato intanto la qualità, ma questa energia, questa voglia dei giovani di mettersi in gioco grazie ai loro docenti, grazie al loro team, che mi ha lasciato a bocca aperta, perché proprio in questi giorni stiamo facendo già le prove di Cenerentola. Io avevo già visto i bozzetti, era già stato in accademia per vedere come proseguiva il lavoro appunto di costume, il lavoro appunto delle scenografie, del light design, e li ho visti arrivare alle prove, non riesco a descriverlo a parole, ma con un entusiasmo, una preparazione, una collaborazione, una voglia di fare, di mettersi in gioco, tutto ordinato, con sempre il sorriso, che questo è importante. Questo mi consola, perché vedremo la Cenerentola, un prodotto come scenografia, costume, light design, firmato dall'Accademia, dobbiamo andare fieri di questa istituzione veneziana, e con la regia di Beppi Morassi, una persona tra l'altro che sa molto lavorare con i giovani, e la qualità. Sto vedendo ancora una volta la qualità. Devo dire però che è sempre stata anche nelle scorse edizioni un segno determinante, la cura appunto anche nel portare anche produzioni con musica antica, con grandissima qualità anche nella ricostruzione storica delle musiche, delle voci. Molto bello, devo dire che la lirica viene associata, no, a una cosa un po' più legata a personalità,
persone con un pubblico più adulto, però da quello che sta succedendo all'Arena, dove hanno fatto un lavoro importantissimo portando il canto lirico a diventare patrimonio immateriale dell'umanità, quello che sta succedendo a Vicenza, anche a Padova si sta muovendo bene, la Fenice, il Veneto sta dando un grande contributo da questo punto di vista. Io dico, allora, naturalmente un lavoro encomiabile in Arena di Verona. In questi ultimi anni abbiamo visto una grande qualità, grazie anche a una grande Cecilia Gasdia. Bisogna anche riconoscere, dare anche dei nomi e dei cognomi a questa grande qualità. Fenice di Venezia. Sono stati degli attriti terribili con l'amministrazione comunale, insomma, adesso sembra che stiamo su una fase. Quello non lo so, io parlo sempre di qualità artistica, anche alla Fenice di Venezia, con cui noi collaboriamo, patrocina il nostro festival da ormai diversi anni con il maestro Fortunato appunto Ortombina. Tutto questo che va al di fuori poi delle polemiche che ci sono, eccetera, eccetera. Noi a Verona, tra l'altro, faremo un concerto con il Comune di Verona, ricordando Tullio Serafin. Lo facciamo con il Comune di Verona, che riconosce il grande nome Tullio Serafin. Quindi Tullio Serafin, che ad è ottobre, praticamente, diciamo così, la lirica italiana, sì, porta la firma di Tullio Serafin. La lirica nel mondo. Italiana nel mondo, perché la lirica italiana è la lirica nel mondo. Quindi vedi, io con il Comune devo ringraziare il Comune di Verona che mi sta sostenendo la figura del maestro Tullio Serafin, e porteremo un concerto con i nostri artisti del festival ad ottobre. La Fenice, il patrocinio e la collaborazione. Poi altre collaborazioni per il concorso lirico Tullio Serafin, come già appunto ho detto prima. Tullio Serafin, diciamo, una grandissima figura veneta di Rottanova di Cavarzere, 1913 la prima in Arena di Verona, la collaborazione con tutti i più grandi nomi della lirica dell'epoca, fino alla Divina Callas, sì. Insomma, diciamo che anche in questo caso è necessario andare alle radici e portare in luce questa storia. È importante valorizzare Tullio Serafin nel modo giusto, nel modo corretto, non con attività magari anche provinciali, no. Tullio Serafin è il grande maestro della lirica, uno dei più grandi, perché ce ne sono molti, nel mondo, che ha portato Rottanova, il mio paese natale, io ormai sono vicentino, ma Rottanova di Cavarzere nel mondo, ha fatto nascere tanti grandi artisti, una fra tutti naturalmente appunto Maria Callas, identità veneta, ma tutto questo Tullio Serafin, che scommetteva nei giovani artisti, come prima mi hai detto Arena di Verona, Fenice di Venezia e altre istituzioni. Alla base di tutto deve esserci una parola, una sola: qualità. Quando c'è la qualità, allora un festival può procedere. A volte bisognerebbe investire di più sulla lirica, sul teatro, anche su questi festival. Però alla base di tutto a me hanno sempre insegnato il nostro primo socio onorario, Daniela Dessì, a quale io sono molto legato. Mi ha sempre insegnato che deve esserci la qualità. Sara Mingardo, che è il nostro socio attuale onorario, mi insegna la qualità. Barbara Frittoli, che sostiene il festival, mi insegna la qualità, la professionalità, la sinergia, la collaborazione. Anche perché non ci sarebbe questo risultato poi di portare questi ragazzi ad avere anche una professione nel teatro d'opera lirica, per cui non ci sarebbero i risultati che si attendono. Entriamo un po' nel vivo di questa edizione. Intanto vedo che la regia sta preparando una bellissima foto con le selezioni appunto del premio Tullio Serafin, da cui sono nate appunto le voci di questa prima al Teatro Olimpico il 1° settembre con la Cenerentola di Rossini. Quindi dopo averci abituato a opere anche storiche, con musica antica, prime edizioni, il festival quest'anno ci porta veramente a sognare con le musiche che sono proprio classica della lirica italiana. Quest'anno abbiamo scelto appunto Rossini come principale compositore del festival. Partiamo appunto dal 14 e 15 settembre, appunto
parlando di opera con la Cenerentola, abbiamo già detto la regia di Beppi Morassi, scuola di scenografia, costumi e light design dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, la direzione di Alessandro Vitiello, l'orchestra di Colli Morenici che ritorna per il terzo anno al Festival Vicenza in Lirica, il coro Voce e un cast di giovani artisti. Non dovrei dirlo io, però io sto vedendo ogni giorno, diciamo, le prove, è veramente un bel cast di giovani preparati. Stanno tutti cantando appunto nei teatri, selezionati dal concorso lirico Tullio Serafin, alcuni sono cambiati, ma però diciamo fanno parte sempre dell'opera studio. Ecco. Un'opera divertente, naturalmente. Io sto vedendo tante cose, tante belle cose, non posso svelarle. Non possiamo però svelare Beppi tutto. Morassi è veramente una garanzia, come una garanzia è tutto c'è l'apparato del dietro le quinte. Ecco, dicevo dell'inaugurazione, ho fatto un po' di confusione io, che non è la Cenerentola, ma è invece un'altra capolavoro della musica, che è lo Stabat Mater di Gioachino Rossini, sempre. Diciamo che siamo su tutto un altro clima, tutta un'altra atmosfera. Come sarà questo Stabat Mater? Uno Stabat Mater con dei grandi nomi della lirica, un grande cast. Claudia Pavone, tra l'altro vicentina, sta cantando nella maggior parte dei teatri d'Europa e del mondo, non aveva mai debuttato al Teatro Olimpico, debutterà con noi Vicentina Doc. Poi avremo Ekaterina Gubanova, era già arrivata al Teatro Olimpico per un concerto di beneficenza, sempre organizzato da noi, ritornerà quest'anno in veste di mezzo soprano per lo Stabat. Brian Lopez Gonzalez, un tenore, che ha appena avuto un grandissimo successo a Rossini Opera Festival. Quindi un po' rossiniana. Perfetto. Riccardo Zanellato, veneto, un grande nome. Benedict Soer, direttore, un giovane direttore che debutterà al Teatro Olimpico con il nostro festival, ancora l'orchestra dei Colli Morenici, il coro Iris Ensemble appunto preparato da Marina Malavasi di Padova, un grande cast per una pagina suggestiva di Rossini. Sì. Anche questo era da diversi anni che volevo proporlo al pubblico e quest'anno ho detto è arrivato. Avevate fatto delle riduzioni, mi pare, forse qualcosa? No, Rossini è il primo. È la prima volta? Diciamo sì, lo Stabat l'abbiamo. Allora, diciamo che sarà un'infilata di emozioni questo festival, perché si parte appunto l'1 settembre, già il 2 c'è Viva Puccini, che è veramente, qui sarà una serata un po', diciamo, come si chiamano quel mix che di coinvolgono sentimentalmente ancora di più, con le arie magari anche le più struggenti, ma le arie più famose del grande compositore. Siamo al centenario della morte, quindi diciamo che ripercorreremo tutte le grandi arie di Puccini. Lo faremo in Odeo del Teatro Olimpico con altre due voci pucciniane, appunto Manuel Epis e Filomena Fittipaldi e Alessandro Marini al pianoforte. È giusto omaggiare questo grande compositore nei 100 anni della sua morte. Non possiamo fare un'opera pucciniana al Teatro Olimpico perché il Teatro Olimpico non è predisposto. Magari adesso lancio l'idea a qualcuno che magari la fa, però no, non possiamo farla, però un omaggio al grande compositore va sempre fatto. Allora, il programma, lo dico io velocemente perché ci sono tante cose, tante componenti, andiamo su e giù nel tempo e tra gli stili, diciamo, ma anche tra le arti, ed è sicuramente un grande patrimonio al pari della musica lirica, anche la musica organistica, qui in Veneto in particolare, ma un po' in tutta Italia devo dire, e una serata proprio in una suggestione speciale, il Tempio di Santa Corona a Vicenza è dedicata a questo. Sì, faremo un concerto d'organo, lo facevamo i primi anni del festival, poi l'avevamo sospeso, quindi Margherita Dalla Vecchia, vicentina, tra le organiste più affermate nel mondo. È stata nostra ospite
Sì, un grande entusiasmo, una grande energia. Quindi sarà un bellissimo concerto il 5 settembre al Tempio di Santa Corona. Poi c'è un'escursione alle cave di De Cicce di Zovencedo, quindi andiamo nel terreno dei cavatori vicentini che sono famosi. Una grande collaborazione, una collaborazione col comune appunto di Zovencedo. 800 anime, ma con una passione anche il sindaco stesso per la lirica che ci ha portato a fare questo... Però li portate a Buenos Aires con il tango di Piazzolla. Sì, nella cava di Cice. Che però sarebbe bellissima perché la musica lirica nella cava, probabilmente anche il suono Allora, noi abbiamo fatto una prova, l'acustica è ottimale. Quest'anno abbiamo bussato alla porta appunto con Astor Piazzolla, ma ci sono tutti i presupposti per continuare una grande collaborazione. A proposito di ciò, un altro grande appuntamento ed una collaborazione a cui so che Andrea Castello tiene particolarmente riguarda un altro concerto che ci riporta al Teatro Olimpico di Vicenza, Das Lied von der Erde di Gustav Mahler, con il Conservatorio di Vicenza, che è anche molto innovativo come conservatorio, sono bravissimi anche loro, sono stati i nostri ospiti. Anche in questo caso c'è tutto un insieme di cose che porteranno ad essere speciale veramente questo concerto. Una collaborazione partita dal Conservatorio di Vicenza e arrivata anche al Conservatorio di Mantova, infatti due conservatori che collaborano insieme, una cosa veramente bella questa, ma soprattutto una cosa bella per me è che è il primo anno che collaboro con il Conservatorio di Vicenza, grazie al direttore, al presidente, al maestro Tezza, ed è importante la collaborazione con le istituzioni musicali della città. Io dico sempre, non so se ti ricordi, la lirica, il festival deve fare dei ponti, mai dei muri, perché abbiamo già fallito prima ancora di partire. Grande collaborazione con questo straordinario pezzo di Mahler, molto anche difficile, un'ora e 20 di musica straordinaria, con Laura Polverelli, quindi un grande nome della lirica, e Joseph Dach tenore, che sta riscuotendo anch'esso un grande successo a livello internazionale. Una collaborazione che mi mancava, ma quest'anno anche questa è arrivata al momento giusto. Adesso magari tra pochissimo raccontiamo anche il resto del programma, però volevo sottolineare che questa parte, quella delle collaborazioni, ha reso importantissimo questo festival. Già abbiamo parlato degli enti lirici italiani, di alcune collaborazioni internazionali, però voi siete stati anche nelle ambasciate del mondo a portare questo festival, e non solo, si è creato un link con la città di Sabbioneta, quel posto spettacolare che richiama, diciamo così, il teatro di Vicenza, ovviamente il teatro il Teatro Antico di Vicenza, ma non solo, ma praticamente tu sei diventato anche il promotore di diverse manifestazioni lì. Dopo 500 anni, più di 500 anni, il teatro all'Antica di Sabbioneta, con le scene quindi firmate appunto dallo Scamozzi, col Teatro Olimpico di Vicenza, Palladio e Scamozzi collaborano insieme. Questa collaborazione è partita l'anno scorso e si è concretizzata quest'anno col Sabbioneta Chamber Opera Festival, dal 21 di settembre al 6 di ottobre. Finiamo Vicenza, 15 settembre, ripartiamo il 16, hai nominato le ambasciate, per andare al Teatro Nazionale dell'Opera di Bucarest, grazie all'Istituto Italiano di Cultura appunto di Bucarest. Faremo eseguiremo la Cenerentola in forma di concerto, proprio grazie all'Istituto, grazie all'ambasciata. Ritorniamo e saremo ospiti per 3 settimane a Sabbioneta. Proprio domani uscirà anche il programma ufficiale del festival. Le ambasciate, una grande collaborazione con moltissime ambasciate d'Italia all'estero. Siete stati in Turchia, abbiamo anche una bella foto con l'ambasciatore, com'è andata? Abbiamo eseguito 4 concerti per la festa nazionale della Repubblica Italiana e abbiamo avuto un grande successo, una grande accoglienza, e questo onora Vicenza, onora l'Italia nel mondo e il festival, e soprattutto i giovani artisti. È andata molto bene e siamo stati ad Amsterdam l'anno scorso, sempre con l'Istituto Italiano di Cultura ad Amsterdam, con i nostri appunto protagonisti.
È una cosa che aiuta i giovani artisti, aiuta Vicenza, ma portiamo anche il nome di Tullio Serafin. Tullio Serafin, conosciuto in tutto il mondo, è giusto che abbia questo tipo di visibilità grazie al festival e grazie anche all'archivio storico di cui sono presidente. Ecco, esatto, ma ci sono delle novità in questo senso, tutte queste collaborazioni ci dicono di quello che si sta facendo, ma su questa figura che il nostro territorio a cui dovrebbe fare veramente un monumento, il territorio sta rispondendo bene, ci sono dei passi avanti Per quanto ci riguarda sì, diciamo che noi cerchiamo di riportare ancora la memoria di Tullio Serafin nel posto in cui merita, no? Con queste grandi collaborazioni, col concorso, con questi grandi teatri. L'importante sarebbe veramente abbattere dei muri, mettere da parte l'orgoglio, mettere da parte dei sentimenti che non sono nobili verso la cultura, verso la musica, verso Serafin. Si potrebbe fare ancora di più se tutti potessero guardare al di fuori del loro orticello. Allora si potrebbe fare veramente di più. Noi ci crediamo, perché diciamo, la cultura unisce sempre. In questi 12 anni posso testimoniare che Andrea Castello non molla e quindi credo che continuerà in questa opera di valorizzazione e di ricerca di questa parola qualità. Alla fine vuol dire appunto anche collaborazioni con enti lirici, con istituzioni internazionali, ricordare memoria, fare memoria appunto di quello che è stato, di quello che ha rappresentato, certo, Tullio Serafin, gli omaggi a tantissimi festival lirici, insomma far ricordare. Sarebbe bello una bella mostra magari a Vicenza dove siete Quello voi. Ci stiamo lavorando, perché noi appunto con l'archivio è diventato tra l'altro bene culturale nel 2018, ci stiamo sarebbe molto bello anche lì a Vicenza portare una mostra fotografica, storica delle partiture. Dobbiamo restaurare ancora alcune partiture, se troviamo i fondi ci sarà anche la mostra. Ma sarebbe un dono prezioso, perché diciamo che veramente stiamo parlando della storia della lirica, per cui sarebbe molto bello. Allora, tornando al nostro festival, abbiamo solo 2 minuti e volevo assolutamente raccontare anche degli ultimi avvenimenti che caratterizzeranno il festival, che si chiuderà sostanzialmente tra il 14 e il 15 settembre con questa grandiosa Cenerentola e poi con un concerto omaggio a Puccini l'8 ottobre, ma prima a settembre ci sono altre novità. Rossiccia e Morano di Francesco Feo, che cos'è questo alle Gallerie d'Italia di Vicenza? Le Gallerie d'Italia è partito il festival, le Gallerie nel 2013, ogni anno presentiamo un intermezzo barocco in forma semiscenica e quindi quest'anno sarà Rosicca e Morano di Francesco Feo, Rosicca Maria Elena Pepi, Morano Said Gobecia, che l'anno scorso ha debuttato al Teatro Olimpico in Così fan tutte, Ilaria Sainato La Mise en Espace, e poi naturalmente avremo il nostro ensemble barocco e sarà è sempre un posto tra i più belli di Vicenza, anche le Gallerie d'Italia, e io sono nato lì, non devo mai ricordarmi da dove sono partito, dalle Gallerie d'Italia. E poi l'8 ottobre concludiamo fuori Vicenza a Villa Pisani Bonetti, sempre con un omaggio a Puccini. Il 13 settembre Odeo del Teatro Olimpico, appunto la presentazione appunto del libro alle ore 21, sarà l'avventura Una vita per il teatro, Carlo Fontana, ex sovrintendente del teatro alla Scala, una persona che ha tanto da insegnarci e tanto da dire, anche nel confronto dei giovani. Durante tutto il festival si tengono delle masterclass con Barbara Fritoli, nome internazionale. Renata Lamanda la sta tenendo in questi giorni. Ecco. E quindi è anche un modo per specializzarsi per i ragazzi, per incontrare questi grandi protagonisti e perfezionare alcuni aspetti del loro canto, magari legati a qualche tipo di repertorio o a qualche figura particolare delle opere, qualche personaggio particolare. Grazie Andrea Castello. Grazie a voi, vi aspetto invitati, a Vicenza. Esatto, a Vicenza, allo spettacolare Teatro Olimpico, negli altri luoghi bellissimi della città e nel futuro di questo festival a cui auguriamo buon vento, come si dice. I presupposti ci sono. Grazie a tutti voi di averci seguito e arrivederci a domani. Arrivederci.